Mi conta come che era... La mia era boccia, no. Appunto. Che ne so come fanno in politica, siete sorelle, no. E là si smotinea, La parola giusta era smotinare. smotinare, nel nostro dialetto, no? Griseo, sì, E si faceva dei cavalletti, no, di questi smutinamenti, e poi si vedeva fuori, Ma ora, quando che arrivavi, cosa trovavi su queste 7 sorelle? Cioè, cos'era? Solo cane? cioè era cana era bonifica, no? Guarda che acqua però. Che i consorzi bonifica, no, gli ha fatto i canali maggiori, strade, e poi gli ha fatto i scui secondari, no? Quelli che ha fatto i consorzi. E i consorzi, sì. E ora altri cosa che avevi da fare? E ne ha di ognuno che comandava questo pensamento di terreno, no? Che lo doveva comprare? E se aveva comprare, sì, no, poi a papà aveva comprare 3 ettari, no? Di Paiù. Poi, Come chiamavi? Paiù o bonifica? gli si diceva poi ma sarebbe bonifica, no? Vabbè. Praticamente bonifica, no? E là, ma non ne ha di tutti, faceva quel lavoro là, no? Una volta dato fuoco, no? Cioè, ma sta Paiù, io non ho capito, ma mi devi perdonare perché proprio ieri è proprio Paiù, altri trovavi erbe palustri come che si dice canè. Sì, Non era coltivato. viveva quel mare, no? Prima di bonificarla, diciamo. Dopo gli ha fatto i manufatti, no? E come gli ha fatto il Marango, la sentivo nominare il Marango. Ho sentito ieri. Sì. E il Marango gli ha fatto dopo, no? Pochi anni, no? Il Marango sono anche a me fare. Sì, se te vedi che se puoi intervenire, te capisci. E sul Marango sono anche a me fare della cana che mi serviva. Se faceva di Tedoni una volta quelli con l'opa si diceva neati, il nostro in dialetto, no? Via Canea, no? Quei cane lunghe, no? E qua a barca si andava giù la mattina, no? E si vedeva le nostre ore che per poter farla, no? Quando che l'acqua aumentava, Già l'alta marea. veniva sull'alta marea, Questo sul Marango. sul Marango si veniva su e ora si partiva con la barca, no? In dopo si attiriva con le corde, no? E che avevi sulla barca, di quintai, 30 Carica, no? no? Carica, no? Oh, capito. Però restiamo sempre quando che era c'è ora su. E dopo si seminava, e i primi raccolti no, mai perché attaccava la Sì, carma. ma aspetta che lì, ma quando che feci i smutinamenti? Vuoi dire, Aspetta, scusa, a terra, quanto caeva? Era importante questo qua. Quando vedessi fuoco, no? Che feci questi smutinamenti a terra, sentivo che caeva. Sì? Come faceva? Perché? E che era fuoco, si bruciava il gas, no? Ah sì? E ciò? A Saraghignani abbiamo fatto una casetta là, in bonifica Sante Sorelle, no? In che paese è preciso? Torre del Mostro. No, Sestino di Divezza. Ma io la località precisa in cui aveva casetta, ieri a San Stino. No. Sì, il comune di Sestino di Poi lui Divezza. dice le sorelle. Poi lui Sante Sorelle, no? Che va fino a Seute, no? Avevi fatto la bocca apposta. Va bene. L'altro vi si fatti una casetta. Una casetta non Su ce sti n'è 3 dopo. ettari. Quel Martin una volta no, adesso è tutto idraulico, no? Una volta era avanti, te piattei i pai, i canali, no? E faceva un quintaglio, il colpo no. I pai per cosa da servivi, sti E pai? ne arriva impiantati tutti i pai di ferrovia, traversini di ferrovia, no? Poi la fondamenta, no? Ogni 50 schei uno. E dopo solo che viene gettato l'anello, Del cemento. del cemento, no? E là viene costruito sta La piccola casa. casettina, no? Con l'andare degli anni, no, dopo passiamo 20 anni, no. A Torba, la cacca, no. E sotto andava sotto la casa, no, passava le galline da una parte all'altra, no. Addirittura. Addirittura. In mezzo ai traversine. Che vengo venuta là su e adesso, di anni, no, ha ceduto in mente che ormai è rimasta. Torba che ne è poca, ormai tutta Caranto, terra. Adesso si è sistemata adesso praticamente. Sì. È sparita a Torba, no? Su certi posti, non su Non tutti. capito. Mentre dall'inizio, da quando che era ste canè, diciamo, Era tutto Torbazzo, tutto
A quando Tutta che terra capisci nera. comincia a lavorarla, Gakaya, già allora Gakaya, dopo aver Allora smutinato. dopo sempre ogni anno. Ecco, ora smutinamento, ripetendo un'altra volta, come ieri, in cosa consisteva, Valtteri, il vostro E lavoro? consisteva, Cosa che avevi da ciappare in l'idea mano? mia era boccia, no? Ma l'idea che se non si brusea la superficie sopra, no? Che era tutto Un tratto di 20-30 centimetri. 20-30 centimetri, non regneva, non veniva raccolto, insomma. Ma praticamente brusavi e canè, Valtteri? Non si brusea proprio, A terra? tutto si brusea. E cosa che davi fuoco? Cioè, cosa dai a benzina, a Con petrolio? grande, C'è fuoco, no? E era piena di gas. Piena di Cioè, gas. giuro se la prima volta ti ho detto se sentiva ancora, Beppi. Cioè sarebbe Avete sentito? sarebbe la decomposizione organica, no? Di origine organica, no? Origine organica perché? Perché le piante, no? Decomponendosi, siccome che è di origine organica, Sì, e dà luogo a cosa? E dà luogo a delle origini gassose, no? Addirittura ultimamente qua, prima diceva che il petrolio era di origine inorganica, no? Quindi mineraria o roba o giù di là, insomma, no? Ma ultimamente ho trovato che anche il petrolio è di origine organica. là a Poi stabilito. sapere che, no, dopo mine i trattori a fare le arature, no? E mi è successo ancora di notte, perché ferrai non era niente, una volta no, con le biciclette, le macchine si metteva su un ferraio a carburo, i trattori, no? Minga dito così. Classe sempre, non mi ricordo. 21. 21. 1921. 1921, Continuo ero questi E d'Arturo. là a sapere che mi è successo ancora, no, di notte e anche di giorno, no. Da dito è fatto, anche dopo, questa torba, uno gettava via un fiammifero così, no? E capiva fuoco, no? Torba proprio. C'era gas, no? Gas. Te vedi La terra nera, no? I stradoni che erano fatti con susciai, no? E beh, capiva fuoco, ma qui, mi trovo una volta che ho fatto una capariola, no? Mi trovo con un metro e mezzo del liveo, no? Che corre dal dito del fatto che era bruciato. E il trattore è andato sotto ora? No, era in bicicletta, era. Ah, in bicicletta. In bicicletta. E va buttare fuori, già buttare un fiammifero. Va buttare un fiammifero per terra, io ieri ho E mi no, non l'ho buttato. altri insomma. Ah, dice, E la già fuoco. E non c'è fuoco solo a erba. C'è fuoco proprio La terra, la proprio terra. questa torba nera, no? tremendo, è fatto qua. Pioveva, no. Mia temporale neanche di sta, veniva l'acqua, no. Se andava fuori, si voleva su due mani, era sta torba era secca. Non si sa dove veniva l'acqua. Sai cosa fa torba? La superficie della terra era secca, perché l'acqua dove andava ora? Boh, sparia. E Valtteri, come commentavi? Che pensiero, cosa dicevi? La natura fatta così, insomma. Ma io che era cieco, che impressione sta facendo? Lo so, ho ricordi adesso che a volte capire come che veniva, però era tutto un sistema, diciamo così, una volta era tutto un sistema anche qua, questa zona qua, tutto un sistema diverso, tutto a bracci, no? Invece adesso c'è altre modernità, Appunto, è proprio quello che vuoi sentire. È proprio quello. Ma ora, ritornando ancora a smutinare, porta pazienza, perché se è roba che più mi dà col tiro. E in cosa consisteva materialmente, oltre che dare fuoco? Valtteri, facevi la terra. Poi bavì, Poi arrivavi su questo tuo appezzamento di terra. è stata lavorando, si aveva 3 etri, è stato tutti i 3 etri, no? Quel bavino, quel siton, la vanga, quel che vuol dire, no? Tutti lavoravi una vanga a volta e fatto Dei mucci. dei cavalletti, no? Quanto alte? Alti, da più o meno. 1,5 metri, 2. Quanto? E dopo, una roba Sì, così, 1,20 no? m, 1,50 m. E dopo A no, quanta distanza una dalle altre?
Oddio, Come i mari di grassa. da qua buttare là e da là buttare qua, o se fece un'altra... In pratica gli ha passato Facevi tutta la tutte terra le per vie guardare. parallele. Tutte fie, no, Tutte fie, capisci? eh. E vuol dire, gli dà fuoco. Gli dà fuoco, proprio usare tutta la superficie. E quando dura il fuoco Oh Dio, te me lo manda una roba anche che ti dedicata perché mi viene voglia di sai che a fuoco e ne avanti dopo... poi avanti anche giorni però. Anche giorni sì, anche 8 giorni. Che durava sto fuoco su sto teco del Fuoco, non sia mia fuoco, Cosa tu. facevi? Fumo. Ah, un fumo, non la Già fa. una No, combustione fiamma no, Non fiamma. Mai fiamma. Fumo. Fumo. E cosa che davi fuoco? Con solo fiammifero oppure che buttavi? Carnifero, non so, con lo scartozzi, con un po' di carta. E dopo sta terra così, che ieri sta in fie, aspargevi di nuovo, come No, facevi? no, dopo la restea parallela, no. Dopo se andava, a quei tempi non si aveva il trattore, e trovava dei trattori, no. Ti fai le prime arature, insomma, diciamo così. No, qui boh, all'inizio. Anche quei bo, Chi non aveva trattore, chi non aveva trattore, quei bo. Altri ad esempio, Però se doveva stare attento sia con il trattore sia con i bo. perché? Se trovavi il core, sa cosa che è il core? No. dei correnti sotterranee di acqua. No, era dei posti che la terra era come grasso, Soffice. soffice, no? Si fondeva. Addirittura. Sapete che un anno mi era quel cinghi che sono andato a arare, e aree di notte no. E questo è il nostro coeono che si vede da no, Dio. Guarda, Che saria quello doveva. Da andare a trovare dopo, che adesso andiamo a trovare. quella site savaria a dire Smutinare. più vecchio di me sa, lui sa, sì, tutto qua. Sì, dopo lei. Lui sa, Anche i professori. No, no, sai che voi sapete questa storia. lui savaria proprio preciso, ma era proprio lui. Poi dovreste, la nome dovreste. Quasi ho fatto un viaggio a volta, una certa volta perché non mi riuscia, capisci o no? E qua adesso una cora, no, niente, no, qui farai, non te vede capisco. Sono andato con il secondo viaggio, Moe a macchina che vanno voi a 55 cingolato Fiat. A Moe, niente da fare io. Zo, è andato tutta. O lui per venire fuori, no, per smontare, dal trattore ho messo un piede sotto terra. Proprio come se una busa? Tutta sotto, no? E lui si è messo a ridere perché è pratico, è appunto che vedete che lui sa queste robe. Lo campi del cane ne so io, sa cosa è del cane? Del mais, no? Per tagliare una volta si taglia tutto per bestiame, no? E lui qua cita, la vanga, l'ha fatto uno scavo davanti e uno da brio, sotto cane. Poi avanti metti paradiso, il brio, metti il figlio e fate il scioglio. E poi si vedeva sempre cane, finché ancora finito e si vede giù che trattava. Questo in che anno era? Oh, adesso. Sì, ma da quando che viene su buio là? Dopo guerra, Due campi. due campi. Era nel 50, dopo la guerra insomma. Subito dopo la guerra che comprava subito sul 50. In che anno aveva comprato il trattore? Circa? E era comprato nel 49. Che trattore cingolato ieri? Fiat 55. Fiat 55, cingoli. Cingolato. Avevi un nome particolare? No. Chiamavi 55 Fiat, basta, no? 55 Fiat. Fiat L Fiat. 55. Ma ieri ho più diffuso qua, era cingoli Fiat o era Mario Landini? O... No, il Fiat prima o dopo viene fuori l'assaldo, dopo viene fuori anche. E prima di fare Landini a testa calda, poi con i volanti. E viene fuori, dopo viene fuori il vendere. Prima ancora era l'orsi. La ruba le viene fuori internazionali, ma il Fiat ha avuto il nome più È più diffuso stato Fiat. Insomma, per venire fuori due campi di cane, insomma, aveva toccato a buttare dentro. sotto, sì. Ah. E a mattina se andavi a vedere, non vedeva un scartozzo fuori. E si voleva riserare, ora la cosa. Tutte. Ma in macchina se ne avanti e si è sopire. E dopo si riusciva a rare da sola anche questa cola, ora dopo. No, sono opinato. Quando sono opinato era il portare sotto i fossi, capisci? No? Lì ancora un vieglietto, dopo andava via il nostro fittoal,
là che abbiamo fatto no, andavi con le mucche, Beh, se adesso non la legato una tirata, con una ruspetta a manga, penso. Non so terra, ma lo so. No, ma è importante che rendersi conto. Aspetta che faccio una fotografia. Adesso che studiamo. E a barca, che andavi su Voda, bassa marea e ritornavi verso... A che ora partivi a mattina? Su 6, 7? Mattina 5:30, sì, no, Da- sta presto. Da dove Da partivi? Sestino, Da San Stino. da Ma Sestino paese. sì, ma lui No, partiva da casa alle 3:30. partivi da qua, insomma, partivi qua da Musseta? No, se abitavo a Cesai Santa Maria. Ah, sì, partivi da Santa Maria Campagna alle 5 del mattino, sì. No, prima. E 4 e 3? 4, perché dopo ora che si va là, vero, e tolla A San Stino si toglieva a noleggio a barca? barca. Chi che era? Una compagnia che noleggiava? Era delle persone? No, che ne era più di uno tramite conoscenze, capisci o no? Su Livenza, insomma, praticamente. No. A San Stino, del San Stino di Livenza. Sestino e Livenza, no, ma il fiume che si faceva è cosiddetto il fiume Melon, Melon, sul Melon. che è quel che divide dal Marango e Sette Sorelle. Ho capito, ma a San Stino che sarebbe a Livenza, però a barca, altri navitorla a Livenza? No. A San Stino era detto. Livenza è qua, e magari si prendeva subito quel canale. Melon. Melon. E ora andavi su in bassa marea? Si andava su in bassa marea, no, si caeva, no, e si tornava quando cresceva. 30 quintali in 5 sì. 25, 30 quintali, no, Ma ecco, dopo di dire sto tagliavi come? Col falsino o con la falsi? Era un falsinetti curti, capisci? No? Falsini appositi. No. E dopo si faceva tutta la fassi, si alligava, no. Chi tagliava e chi ligava e portava fuori, no, se portava la barca, no. La genera, A fassi facevi? se faceva un territorio così, poco più, veniva fuori a sproposito, sai, è lunga 3 metri, Lunghezza 3 metri sta canna. 2,5, 3 metri, Ma dopo ai vacche, come che davi? non si dava a mia mangiare Per vacche, sotto per fare letto? neanche. Come? Si tagliava, no, per fare di casotti, capisci? Ah, dopo per fare casotti? Casotti, per Ma querza, una volta, io dicevo. una volta erano tutti casoni una volta, no? In Santa Maria di Campagna, non capite no? E contava 18-20 casoni, tutti querti con l'oppa, gli diceva l'oppa. E andavi tolla su ste 7 sorelle, insomma. Beh, Al Marango. e dopo i miei tempi sì, prima non solo andavo a tolla. Oh, via. Perché mi dice i vecchi disegni esatto il campanile. Infatti via bonifica se questa. Questa è via bonifica. Gli veniva lì alla barca, arriva il campanile e stanno là. Ecco. Era bonifica qua, insomma, un tempo. Io sentii i soveci. E mi sentì i miei vecchi, quando sono venuto a abitare qua ero un po' robusto gatto, un po' rotoni. Sì. Allora ricordi? Sì. Perché adesso tutti i cami, barche, manca loro quel carro, no? Quel carro, i boi, lì a caricare le strame e a fare strame e testi bonifiche per fare il letto e adesso vestire. non ingrassare, è tutta acqua. Ma invece Valtteri canna non strame ora io andavo a toro. Canna, Canna, che è diversa da canna che va strame. sì, A diversa. canna era alta 2,5 metri, 3, serviva soprattutto per i casotti e per i querti dei casoni. Querti anche dei casoni, Dei casoni. una volta è casi, quelli a me. Ma che era solo che il tipo di paura sui 7 sorelle o che era anche altra roba? No, te marango fare questa roba, capisci? Ti siete solo, no, adesso parliamo noi che no, ma il suo tempo sia stata anche là su canna, capisci? Ho capito. Perché i gargati, no, si dice gargati c'è la radice, no? E nera, ma quanti. Gargati, era dise di queste canne, Sì, quelle bianche. Quei bianchi. Quelle che dopo bruciavi smutinando, insomma. Sì. La maggioranza sì, la maggioranza, ma poi resta sempre. E il pericolo di questi cagnoi, dove eri? Cagnoi, mi ricordo
mi ricordo che mi papà attorno un carro di zucche perché veniva di zucche. Dove? Zucche Porseri. Dove? Sta bonifica siete cioè, no. Tante zucche. E ora tenia 7-8 Porseri, ma pagava zucche, ma e l'ha messa in alto tra barocchi, senza accorgersi, no, c'è poco. E io aveva un muro straformato. Cioè dentro in questa bonifica che era Sì, ma che non quando andava a far ma che cane. neanche qua sai o cagnoli, non è so che là sai, perché mi hanno trovato in Castano 7-8 mari. Non ho capito, ma era uno dei pericoli tipici di chi che lavorava dentro a Paiù, o là dentro la bonifica? Sì, O dentro il suo Paiù a cavare strame? anche a cavare strame, perché cosa mi viene a disturbare da niente, arriva addosso qualcuno e ora i feroci. E altri pericoli che era, cosa ieri sul lavoro, su quel lavoro là? Oltre a quello di sotterrarsi come col trattore, come che si è capitato. Vi era altre robe pericolose, altre robe. Agricoltura no, Infatti dopo pericoli. a Cicciota più Pericoli diciamo così se eravamo disagiati fuori del centro no, mancava tutto insomma, vero? Si rompeva, era su che bicicletta e a bella. Luce non ne era ovviamente. Cosa facevi? Cosa facevi Ciaro? Col petrolio e il lume no, petrolio no. E mi dormì, sta là, perché mi fai un trattorista agricolo dopo, prima della guerra, 2 o 3 anni prima della guerra, gente 37-38, e dopo appena finita la guerra andai a fare il trattorista, e a Col sera, trattore suo. col trattore sì, una volta che a Ford, si ricorda la Ford a Patni, A Pattini? quei denti fatti a punta, Di ferro. così, di Sì, ferro, sì, no? sì. Come si chiamavi? Pattini? Anzi, i Pattini. i pontoni, insomma. Quei pontoni. E dopo da Ford si è passato con l'Orsi, Ah, ecco. a testa calda, no? Sempre con sti padri. E dopo l'Orsi, Landini, e dopo i Landini si è passati ai Fiat 52, dopo 55 si vede a 355. Lui era proprio, faceva il trattorista come per arrotondare la famiglia o proprio del mestiere così da. Se eravamo 4 fratelli, quindi per la terra eravamo più che sufficienti, no? E allora finì la guerra, prima aveva una Ford a rode tutta per far, diciamo, fa bisogno familiare, insomma. Fra tutte le società 7 fratelli e mi ero uno di quelli che guidavo. Invece dopo, finì la guerra, avevamo detto qua, cosa facciamo? No, o andare in Australia o in Francia o in Belgio, a quei tempi era immigrazione così, no? E allora c'è un debito, che tutti mi dicevano amati, no? E viene restato con sto cingolato, no? Se lavorava giorno e notte, no? E quindi un franco con sacrificio ci ha fatto anche qua, insomma. Ho capito. E ora mi diceva quando andava in giro a lavorare con i trattori, che faceva tutte le stagione di aratura, Aratura, trebbiatura. anche a trebbiatura. Sì. E che avevi anche a Trebbia? A Trebbia sì. Vostra ora? Nostra di proprietà dopo. Sempre dei fratelli Borin, insomma. Dopo finì la guerra. Che Trebbia che avevi? Cioè Che Borin Attilio. sua praticamente? Sua degli Upra? Sì, no, poi ma poi il nome Attilio. Anche io. Facevi tutto me, che sono in fai più vecchio, no? Facevi tutto me. Ma la roba era praticamente ma no. Dopo quando cominciai a comprare le cesure, uno anno che abita me, uno anno che abita ciascuno di fratelli, no? E ora se vente stati altri, dopo se ne sposa e 4 famiglie, vedete qua cominciai a voi ormai, il sistema è diverso, se vende viso ognuno.
Ma insomma, mi conta come che consisteva il suo lavoro di andare via col trattore. Che era la differenza, ad esempio, fra prima e dopo della guerra? C'era differenza? Sì. Dopo guerra si vedeva è rinascimento, capisci o no? Dopo guerra no. E dopo guerra si cominciava da subito un franco che una volta i soldi non si sapevano cosa era, capisci o no? E comunque da lavorare da mattina a sera col trattore lo chiamava? Giorno e notte. Giorno e notte? Giorno e notte, quel cingolato giorno e notte. Col cingolato Fiat? Si aveva due cingolati Fiat, c'era mio e mio fratello, no? E si aveva 4 uomini, e lavorava 1000 lire al giorno. 4 uomini che lavoravano per Vadri? Per altri, 1000 lire al giorno. E lo facevi a turno praticamente? A turni, si faceva a turni, ma si stava sempre là il trattore. Quando si lavora in bonifica, no? In bonifica anche dell'oro qua. Che lei qua vicino a bonifica dell'oro. No. E questi stradoni, fango che era, si andava una volta al giorno uno a prendere da mangiare. E che altri sempre sotto? E di là si faceva un casotto, quel cane, e si dormiva sotto. E quando eravamo vicino alle famiglie si dormiva in stalla. Perché era campi di quanta estensione? Di quanti metri? Era 100 metri, 200 campi. Cioè per dire quanti metri di distanza uno Eravamo 1,5 chilometri, 2 chilometri lontano dalle case, no? Quei pesamenti di terra, i tocchi di terra, gli era ogni quanto? 500 metri, 600 metri. L'andata ovviamente bisogna fare andare. Sì. Cioè una presa, si diceva presa e ne altri no. Una presa, un appezzamento che ha 1 ettaro, 2 ettari, conforme. Tutto a piedi, adesso straporto tutta. Come a piedi? Anche a Cinguato andava per la strada, no. Invece adesso i pianai per spostare. Sì, Adesso, ma chi era i proprietari? Cioè chi erano questi grandi appezzamenti di terra qua? qua, Privati? Qua a destra adesso mi fai vedere subito dove andavo su. Qua avevamo una bonifica, vedo che là è il campo dei Mici, quella. Sì. Il campo dei Mici, no. Si andava proprio attaccati a quello, no, che è la bonifica dell'oro, che dopo di lì era un cane, ti sanno che era un cane. Ecco solo qua si andava a destra. Il campo dei Misi è bonifica dell'oro era? Ecco qua, bonifica dell'oro. E chi era proprietario? È l'oro, l'oro, ma dell'oro. Dall'oro. Ma mi neanche conosciuto, io ho conosciuto la gente qui che amministrava. Chi conosce i Paroni una volta? Io non mi ha conosciuto. Io non aveva mai a che vedere con i Paroni. I fattori? No, per esempio l'amministrazione Giacomini perché si faceva più amministrazioni. Amministrazione Giacomini, aveva gli agenti, anche lui i Castaldi, però trattavo direttamente con Chi era questi? i Paroni. Chi era? Giacomini. Pochi insomma erano i Paroni con cui trattava direttamente. Di Di solito era con i fattori, con gli agenti. No, anche il Zanasso, per esempio anche il Zanasso trattavo con Gianni, ve a terra sua. E ma era insomma anche questi famosi Paroni veneziani, i Grimani che ti dicevi? Ecco, qui là gli è grossi, qui là. Una volta ogni 10 anni, Lei è grossi, qui là. Anche del coro. I Grimani chi era ancora dopo? che a volte E il Pugnai, il Bortolotto, il Pugnai. Qui era il signor Asini, ci faceva mai una volta la contessa ignorava Menono, ha visto un toro, Menono aveva un toro che pesava sui 9 quintali. La contessa aveva detto che ha fatto, ma Ireno, questo toro peserà perlomeno 2 quintali. Menono la cava i capelli, la contessa l'ha detto, mi scusi, ma peserà almeno 10 quintali, ha detto no 2. E per Bacco mi sono sbagliata di così tanto. Cioè, te vedere che proprio i Paroni non sapeva neanche quanti uomini che fai una gallina al giorno. Niente li sapeva, niente. Quelli via a terra là. la parola era una generazione che altro. Lì era tra Manai e una generazione a casa, tutti i fattori e i vestaggi. Basta.
Dell'aratura cominciava in che stagione praticamente? Se andava avanti, guardi, si stava fermi poco tempo perché si scominciava subito dopo Trebbià e Frumento, là in agosto insomma si cominciava le arature, no? Sì. E fino in primavera. Perché d'inverno? Cosa aravi d'inverno? D'inverno terre libere, no? Si lavorava tutta l'invernata. Tutta l'invernata? Tutta l'invernata, stai fermi, diciamo così, maggio, giugno, luglio. Maggio, giugno, luglio, l'ora dei trebbiari, insomma. Sì, ora sì. Praticamente l'unico mese libero era proprio maggio, insomma. Sì, che non si faceva niente. Che non si trebbiava. Ma dopo da giugno in poi cominciava a sud la trebbia. Finiva la trebbia avanti con i trattori. Ma anche d'inverno. Tutta l'invernata. E a meno che non fosse proprio giasso con tutto bloccato. Capitava qualche volta. Pioveva, si doveva fermare, no? Pioveva, se le bagnava. E d'inverno facevi 24 ore su 24 anche d'inverno? Tutta l'invernata. Ma notte e giorno? Notte e giorno. 4 uomini sempre... 3 uomini per trattore. 8 ore, 8 per 3, 24 ore? 3 uomini per trattore, si faceva 4 ore, per esempio la sera siamo uno montava alle 8 fino a mezzanotte. Mezzanotte alle 4 e 4 e 8 mattina. E dopo tutte le ore si varia come si andava d'accordo, uno mio andava via per modo di dirlo. Io per esempio dovevo andare via tutti i giorni. Perché? Perché dovevo dare l'ordine al cliente, arrivo domani. Io tenia contatto con... Contatto, no? E con cosa si muovevi io? Motorini? Bicicletta, qua i motorini. Bicicletta. Qua i motorini. Viene un signore perché aveva la bicicletta, avevo... Dopo il ponte? Lì a dritto. 24 ore su 24, 3 uomini per trattore. E dormivi? Dove dormivi? Sta. Ah, in sta. Via sta dei peroni, insomma, della fattoria. Anche mi dava a mangiare, sai, una volta. Era poretti, ma se mangiava, si beveva molto bene. Veniva il trattorista, era un personaggio importante. Sì, mi veniva contro, scherziamo. E era trovata anche amorosa ora? Morore, chi che vuoi? Chi che vuoi, che ne era torre. Mi vedi solo una volta un trattorista, per fare il trattorista, era una persona scelta, qualificata. Come adesso vedo un professore che trapianta il corpo. Era una personalità. Mipo anche mi diceva Paron, no? Perché io era il cavo, silenzio, è sempre era sul campo, Paron, Torre, Maria una personalità con uno che si presenta sui una volta era in famiglia, era 3, 4, 5 torri per famiglia. Era tutto sì, a destra. E ora, no, non a prima. No, prima, lei la via. Che andava bene ora qualche volta, insomma, finché vuoi. Finché vuoi. E perché gli vedi? Per me non mi ho capito. Gli vedi una? Qua se fai a tappa, se viene su, ecco qua a destra. Sì, qua a Geromini. Io a sua partenza era sempre Santa Maria di Campagna. Santa Maria di Campagna. Zona di Casoni. E a piedi, partì a piedi. Santa Maria di Campagna, no, qua gli è 18 km. 18 km? 18-19 km. I primi anni che venivi a smutinare, venivi a piedi ora? No, bicicletta sempre, no. Sempre voi in bicicletta? Ma quando qua a Cavaina, no, venivi sempre torri dei colli qua. E a carico mi facevo tutta a piedi. Solo mi sono stato a piedi. Allora si fa. Sta io qua segnato il cane. E adesso va tutte brusate, tutte tracciate. Del grano turco? Cane grano turco del mais, no. E a Cavaina caricavo una 2 mattina e tornavo alle curte, no? Arrivavo là alle 10:30 così. Caricavo, a mezzogiorno era a caricare, mi aiutai a sto restando che ne adesso. A partire mi vuoi a 4 ore andare a casa, era 4 volte il tramonto a sera di 4 ore, 18 km. Ma insomma ero produttivo o no, sto tocco di terra del paese? Sì, rendeva, il nostro rendeva, però che n'era di posti che non rendeva. Perché? Perché? Niente di core, per esempio il prodotto, il mais veniva bello, fino a una certa altezza, no? L'aiuto fatto attaccava il saiso, cosiddetto il saiso, capisci? Perché era come una terra, no? Che spurgava acqua rossa, capisci? No?
E qui diceva il salso. Acqua rossa. Si provava tu. Ma rossa com'è? Quello rosso? Veniva fuori quel rosso dei radici di questi erbacei, di questi... E ora là, se viveva che arriva su il mais, si fermava, insomma. Si bruciava. Si bruciava e addio raccolto. So che insomma, Sì, si sì. provava dove si seccava. Sì, Il canale è il corner, non hai messo tu nominato, il corner. Ma qua, attento, guarda che qua non era mia sta strada, guarda tu, guarda qua, strada là, qua, adesso la stia a vedere subito, e tutta strada In fondo a qua, Sassi, sa tu. in fondo qua, in osteria adesso. Se viene il ritrovo nostro, Di sera. fronte non è un canale che va su. È il Che osteria corner. è? Sì, osteria là è? il manufatto piccolo, Mi hanno fatto la via. il manufatto piccolo, e dopo più avanti di Oreste, lì il manufatto grande, Poi- che ha fatto una strada, dove ora il passatore anche. Sì, sì. E ora Ma i punti io di riferimento, che era il avevo- manufatto, era? Mi sono Vi orientavi anche su questi manufatti, insomma? Qui era sì. vicino al manuffatto grande, vicino al manuffatto piccolo? E qua erano tutte baracche, le adesso case, ma una volta erano tutte baracche. Tutte baracche, tutto in Ma legno. fino a che anni? Guarda che non arrivasse qua, passano il ponte a sinistra, Ecco, e osteria come si chiamava? da Anea. A osteria di Anea era anche questo un ritrovo? È un ritrovo, a sera si Dei andava altri là, trattoristi? c'aveva un mat là che rideva. Ma dei trattoristi? Sì, sì, tutti i trattoristi. Che erano anche altri che aveva Questa era la bottega. Guarda, dai, là qua. È osteria di Anea questa? Questa qua, adesso sarà, gli ha fatta nuova. Ah, è osteria di Anea questa? A destra. Ma non cos'è una baracca là fa? Da Rida sta qua è accesa, sta qua è vero le pagazzina che dicevano che fai scuole. Ma ascolta, come si chiama questo posto in cui era osteria di Anea? Qua, che come si chiama? No, non si diceva né adesso qua. Sì, ma sta accesa, che località sia? Adesso dirà, no, Simonea, no, si diceva la cena dei sette sorelle, si dice. Ah, accesa dei Sette Sorelle. Osteria di Anea. Ma il paese più vicino cosa c'è qua? Sastin, Sasti. che viene a Sa, come gira adesso viene a Sa a sinistra. Ho capito. E su sta osteria di Anea cosa che era da beo? Niente? Dai, che nulla, o tre caramelle, il tabacco. Usare le lettere magari. Magari apposta a fare. Il buso fa le lettere, sa. No. E la sera sa, tutti venivano su, sti tornati, perché erano Girardi, Matte Girardi, che conosciuti. Che veniva su Le comunità. Anche i contadini stessi? Che Sì, sì, sì. Sì, veniva su. Perché ieri giocai in mezzo a campagna, sì, no, sti contadini. Le case così, una qua, una là. Quando è adesso ce ne tante. E ora Ecco qua, prima a sinistra, insomma. vi trovavi a sta Anea, che era qualche Sì, cosa sì. che era una tosa bea, una femmina, una sposata. No, era una sosa spurgata. Cioè non vi era niente di particolare, insomma, era solo un modo per trovarsi in... Qua. C'è qua, che Non ti sei via tieni. Amico scuro così, non mi ricordo se pipe.